straordinario fenomeno accaduto durante un cenacolo di preghiera. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di uno straordinario fenomeno accaduto in un paese sudamericano nel corso di un cenacolo di preghiera. C'erano delle persone che erano appunto intente a pregare quando a un certo punto si è formata una sagoma luminosissima in corrispondenza di una statua della Vergine Santissima davanti alla quale i presenti stavano pregando. E vi mostro questo video di modo che ciascuno possa dare la sua valutazione a questo fenomeno, perché alcuni vedono in questa sagoma luminosissima la sagoma della Vergine Santa. Secondo altri invece potrebbe essere la sagoma sempre di una presenza sovrannaturale che altri invece identificano con Gesù. Lascio il tutto alla vostra valutazione. È un fenomeno che dà molto da pensare, perché se è vero, come ha detto Cristo, che dove sono 2 o 3 riuniti nel suo nome a pregare, lui è in mezzo appunto a loro, a queste persone che pregano, però anche la Vergine Santa è in mezzo alle persone che la onorano con la preghiera, soprattutto con il Santo Rosario, quelle persone che depongono ai piedi della Vergine Santa una corona di rose recitando il Santo Rosario. Bene carissimi, vi lascio a queste immagini sperando possano emozionarvi come hanno emozionato anche me. A presto cari, santa giornata.